con diciamo, la decadenza del consigliere Manara e l'ingresso al consigliere Amoroso, c'è chi ha avuto l'ansia da prestazione e ha fatto dei movimenti che sono sì, rispettano il regolamento, però di certo venire a dire che questo regolamento è una porcata da persone che hanno fatto dei passaggi e dei cambi ad hoc per tenersi delle cose mi sembra grave, fatto qua dentro, soprattutto perché ricordo le dichiarazioni fatte dalla consigliera nel momento del passaggio. Quindi qui, signori, siamo di fronte a un quesito anche complicato. Uno, avallare una schifezza clamorosa che infanga, ripeto, la considerazione e l'onorabilità di tutto il Consiglio, o assumerci la responsabilità di fare un cambio di regolamento seppur forte e seppur diciamo ambiguo per alcuni punti di vista, ma qui dentro, ripeto, siamo qui per prenderci e assumerci delle responsabilità. O facciamo finta di niente e avalliamo quel movimento squallido e non venga preso dal punto di vista personale ma dal punto di vista politico, oppure si dice fermamente che bisogna andare incontro e tamponare questi atteggiamenti, perché se è complicato oggi fare politica, l'ho detto nell'intervento della scorsa volta, è perché spesso la politica stessa si autoregolamenta in questo modo squallido. Non si può tollerare che una consigliera faccia delle dichiarazioni come sono state fatte in quest'ora l'altra volta, ovvero rimango nel mio partito ma passo al gruppo misto per controllare la presidenza della commissione. Questo è squallido. A quel punto allora io l'invito che ho fatto al Presidente del Consiglio di prima è stato di fatto formalizzato in un emendamento, ripeto, non lo sapevo neanche che si sta depositando questo emendamento. Io oggi, seppur con delle regole e delle dei dubbi, mi sento di volermi assumere la responsabilità di dire basta allo schifo che